Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati dalla Pala Cesaroni di Genzano. Il saluto vi arriva da Mattia Esposito, nona giornata della Serie A, quinto. Si sfidano qui al Pala Cesaroni Ecocity Genzano e Global Work 1 contro 1 di Barichello che prova a calciare, fa due passi avanti. Vede l'Ecocity tenere il possesso e provare a creare pericoli nella metà campo difensiva del Capurso. Qui conclusione secca di Barichello. Occhio qui alla giocata di Micheletto che apre il campo per la conclusione di Barichello, ancora Micoli e poi Perry è costretto a spazzare il pallone. Occhio al movimento di Canal e di De Oliveira. Il pallone che sbuca per Canal che da un metro colpisce il palo, clamorosa occasione per l'Ecocity. Occhio qui all'errore di Nem che lancia il contropiede del Capurso. Lamas si sposta due volte il pallone e poi batte Mammarella alla prima occasione. Passa il Capurso al Pala Cesaroni di Genzano, 13 minuti 37 secondi. Lo slalom ed il gol di Lamas per il Capurso è 1-0. Barichello prova a sfidare in 1 contro 1 proprio Pires, si sposta il pallone sul destro e calcia, poi Micheletto, secondo palo e poi di nuovo Micheletto che preferisce aprire il campo per Felipe Tonidandelle che torna proprio da Julio De Oliveira. Micheletto arriva, calcia col mancino, c'è stata ancora una deviazione. Il taglio lungo di Giannattasio che tocca il pallone che non esce e allora l'Ecocity prova ad uscire, qui l'errore, Giannattasio salta di ponto e trova il gol del 2-0, ma altro gravissimo errore dell'Ecocity, stavolta la frittata l'ha commessa Leonardo Micheletto. Sul punto di battuta il taglio di Mauro Canal che colpisce ancora una volta il palo. Terzo legno di questo primo tempo per l'Ecocity e poi dall'altra parte Grandinetti stava per pescare un jolly clamoroso, ma altro palo per l'Ecocity, ancora il secondo per Mauro Canal. Eccolo ancora Micheletto, va dentro da Julio De Oliveira, poi Micheletto con il tapin, il quarto legno di questo primo tempo per l'Ecocity, ma questa è veramente clamorosa. Ottima giocata difensiva, poi la transizione che si sviluppa con Lamas che calcia e batte sul primo palo di ponto. Ha bussato ancora una volta il Capurso, 18 minuti 36 secondi, doppietta di Lamas, 3-0. Prova ad accendersi Nem che va da De Oliveira, prova ancora a calciare De Oliveira e stavolta batte sul primo palo Peppe Micoli. Eccola la scintilla di cui aveva assolutamente bisogno l'Ecocity. 14 minuti 47 secondi, il guizzo di Julio De Oliveira per il gol del 3-1. Controlla il pallone, riesce a servirlo a Tonidandelle che calcia di punta e Micoli in spaccata col piede sinistro ad allungare in rimessa laterale, arriva un altro giallo. Micheletto, grande giocata in tunnel, poi il pallone per Mauro Canal e dopo averne sbagliati due nel primo tempo stavolta non perdona Mauro Canal, invenzione in banda di Leonardo Micheletto e Canal al postato sul secondo palo a 11 minuti e 37 secondi dalla fine della partita. Ancora per Micheletto che non ha luce per calciare, allora ragiona l'Ecocity e poi De Oliveira. Nem all'indietro per Micheletto che va sul secondo palo da Barichello. Il colpo sotto che aveva scavalcato Micoli e accarezzato la traversa. Da Micheletto, pallone per Nem, ristabilita la parità numerica in campo De Oliveira e Pires salva il pallone sulla linea con Micoli battuto. Nem dentro da De Oliveira che non impatta il pallone, trova Barichello e Micoli non riesce a parare. 8 minuti 37 secondi, ha risalito la corrente l'Ecocity con il gol di Barichello. 3-3 al Pala Cesaroni. Il pallone all'indietro per Barichello che calcia, pallone buono per Micheletto, poi Barichello e poi Micoli. Della Serie A, quinto, la conclusione di Micoli, occhio al rimpallo e Lamas sotto misura fa tripletta, sfrutta l'errore di Di Ponto che non ha trattenuto il pallone sulla conclusione di Micoli e rimette il naso avanti. 58 secondi, Canal, Barichello
De Oliveira, va dentro da Nem, funziona l'assist di Julio De Oliveira per Nem che impatta quota 4 a 53 secondi dalla fine, finisce qui un clamoroso, incredibile per come si è sviluppato 4 a 4 tra i così di Genzano e Bulldog Capurzo.